Amici, come state? Ammazza, noi pensavamo che qui c'era un caldo enorme. Mi sta bene un raffreddore pazzesco. Comunque grazie di essere intervenuti così numerosi, così veramente copiosamente numerosi, e noi per contraccambiare l'affetto che la Sardegna ci ha sempre dimostrato abbiamo intenzione di fare una cosa: togliamo di mezzo tutte le canzoni che si fanno giusto per riempire, quelle che non si conoscono, quelle le togliamo tutte, e certi di farvi cosa più gradita, canteremo esclusivamente e quasi tutti i nostri più grandi successi, in modo di accontentare la maggior parte di voi. Perciò iniziamo immediatamente con due pezzi in un unico medley, chiaramente degli anni vintage, degli anni 70, di quando noi bettavamo in cima alle classifiche di tutte le hit parade. Perciò iniziamo con una canzone che ho scritto nel 1979. Chi ha detto 1800? Qualcuno ha detto 1000. Tu lo dici? Fuori. Vabbè, nel 1900. La seconda, sempre nel 79, un grande successo. Perciò le canteremo in un unico medley.
Ma grazie, alzino la mano coloro che ascoltando questa manciata di note e di canzoni sono tornati indietro nel tempo. Voglio vedere chi è tornato. No, qua, no, che bella cosa. Io vi porto tutti in televisione. Va bene lui. Oh, però sono venuti dei ragazzi che mi hanno detto mia nonna non può venire, è malata, e allora ha detto se potete cantare Anima mia subito. E io gli ho detto a questi ragazzi, ma non so se il popolo è tutto d'accordo. La cantiamo subito? Vabbè, allora la canteremo subito. Questa canzone io scrissi nel 1972. Mi sa che nessuno era ancora nato nel 72. Vabbè, poi sì, lo so. E allora la canteremo per voi. Una canzone che ha avuto un successo enorme, non ce l'aspettavamo, la nostra prima canzone scritta da noi. Un successo, nel 73 avevamo già venduto 4 milioni di copie, ma la cosa grande successe nel decennio a seguire. Pensate che 57 cantanti in tutto il mondo hanno voluto interpretare la nostra Anima mia. Io vi farei ascoltare quella cinese che è arrivata prima in classifica in Cina, però adesso vi farò ascoltare soltanto 4 o 5 delle più grandi versioni. La prima grande versione fu quella del 74, prima in Francia, cantata da Dalida. Nel 75 però ci chiamarono dall'America, un grande cantante, la cantò in inglese. Terzo, negli Stati Uniti d'America c'era lui. When pictures of my life were flashed before me, Il grande Frank Sinatra. and echoes of our love came laughing by. Che bravo, che bella! A sad and lonely Andiamo negli anni 80, se no non la finiamo. Anni 80, un grande gruppo svedese voleva andare primo in Australia e primo in Scozia. Ci riuscirono loro. Jag stannar upp ett tag och skiter ibland. La bellissima voce di Frida, loro sono gli ABBA. Plötsligt står det klart i en sekund. Sì che primi in Scozia e in Svezia. Det kan vara skönt att Che bello! Negli anni 80 rivoluzionarono la musica salsa, quella che ci balla forte, loro. Grande applauso, Sente Svelata. Anni 90, primo in Italia, lui. Grande applauso all'amico, al fratello di città, Claudio Baglioni. Puoi pensare, 97, Claudio, ma siamo negli anni 2000. Nel 2006 un giovane cantante italiano incide in spagnolo e va primo in Spagna. Chi? Lui! Un grande applauso, Paolo Meneguzzi! Ancora oggi sia Claudio Taglioni che Paolo non fanno mai passare più di 15 giorni che non ci chiamino in telefono e ci ringraziano ancora di avergli fatto cantare questa nostra canzone. Ma adesso siamo qui! Come si dicono gli abitanti di Bitti? Non ho capito un cacchio. Bettesi o Bittisi?
Ah, bittesi! E tu hai detto bittanti prima. Poi ha parlato. Allora, per voi canteremo ovviamente questa canzone, ci ha fatto molto piacere che siate qui, voglio sentirvi pronti con i cellulari, perché voglio che ai ritornelli voi accendiate la lucetta dei cellulari, ok? I nostri tecnici vi riprenderanno e se sarà il firmamento che si illumina vi faremo trasmettere dalla televisione in Maria De Filippi, ok? Siete pronti? Con tutto il cuore dedicata a voi, la nostra piccola ma eterna anima mia. Andava a piedi nudi per la strada, mi vide come un'ombra, mi seguì, con viso in alto di chi il mondo sfida, e tiene ai piedi un uomo con un sì. Nel cuore avevo un volo di gabbiani, ma non corpo di chi è detto troppi sì. Negli occhi la paura del domani, come un ragazzo me ne innamorai. Sul mio petto Preparate i cellulari! sentivo il suo respiro su di me, e poi mi dava i calci dentro il letto. C'è ancora il suo sapore di lume. Allora, tutti i cellulari! Tutti! Anima mia, torna a casa tua, io aspetterò dovessi odiare queste mura. Anima mia,
Grazie, favolosi, favolosi. Abbiamo avuto tutto il coro qua di dietro, grandissimo. Biti con i suoi tenores. Ok, veramente grazie, avete fatto una cosa bellissima. Sicuramente chiederò al nostro impresario, anzi facciamo un applauso a questo Renato. Dove sta Renatino? Renato Piccino, eccolo lì, dai. È lui che ci ha voluto qui a tutti i costi e lui che si merita un caloroso applauso da parte vostra. Grazie Renato. Ok, a questo punto voglio presentarvi un pochino anche gli altri. Il primo che voglio presentarvi, vi dico subito che nasce bello. E quando uno nasce bello, ve lo voglio presentare. Ho il piacere? No, ho il piacere, ho il piacere di presentarvi da Civitavecchia, vicino Roma, Tiziano Leonardi! Grazie, dai che siamo vicini, dai, che comunque Civitavecchia è la fermata dopo la Sardegna, insomma. Allora ragazzi, intanto grazie per essere qua. Tutto è stato possibile con un comitato giovanissimo, divertentissimo, veramente gentile, dico la verità. Alle maestranze eccellenti che hanno acchittato tutto questo che vedete, alle quali va un grande applauso. A tutti voi che state qua, no grazie davvero, sembra retorica ma lo pensiamo davvero. E abbiamo portato qualche canzone, qualche regalino, qualche, come si dice, qualche ninnolo, tipo questo bracciale molto carino, e tipo questo, che è uno dei regali più utili, forse dopo la calcolatrice, quella che si vendeva negli anni '80, è uno dei regali più utili che stasera forse molti di voi ambieranno ad avere. Un ventilatore! Vediamo un po'. Un ventilatore, eccolo lì. Ecco. Oh, il bracciale e il ventilatore. Un grande applauso a Tiziano Leonardi! Buon divertimento! Andiamo a cantare adesso una tra le più note, le più belle canzoni dei Cugini di Campania. Pensate, 3 dischi di platino. No, mi dice adesso che non appare la pipì, non è possibile. Allora, adesso canteremo questa canzone. Pensate, 3 dischi di platino, prima in classifica. C'è stata la bellezza di 44 settimane nei primi 3 posti. La dedichiamo nuovamente a chi? Alle amanti. Nessuno aveva mai scritto qualcosa per le amanti, sempre per la fidanzatina, l'amore. Allora abbiamo detto scriviamo una cosa per le amanti che hanno sempre paura di mostrarsi. Anzi, voglio fare una cosa, potreste accendermi la sala? Vorrei vedere, ecco, alzino la mano le amanti. Guarda, io lo sapevo. Mortacci, manco una se ne sta davanti, guarda. Che è? Eccolo là, vabbè, qualcuno c'è, ma avete lasciato i mariti a casa, ho capito. Va bene, va. E per loro che abbiamo scritto, chiaramente non volevamo mettere un titolo, La mia amante, no? Abbiamo messo un altro titolo, Un'altra donna. Con la faccia pulita, con gli occhi grandi e l'aria delicata, non è mai stata lei. L'avrei voluta qui di piedi, come si Ragazzi, io me ne vado a suonare coi Barritas. Anzi, adesso telefono a Benito Urco e glielo dico. Ma cosa ha detto?
l'avrei voluta qui di bitti, ma da voi ridete, ma è una cosa, non si possono cambiare le parole alle canzoni, perché se fosse un ispettore della SIAE e sente che tu cambi le parole, che parli? Con chi parli? Ma con chi parli? Parli con lui. A che serve parlare con me? Che ce famo? Porca vacca, c'ha ragione. Ho sbagliato io. Ho sbagliato io. No, perché vi spiego che è successo, mi ero dimenticato che oggi eravamo qui alle prove, non c'era nessuno sulla sala, c'era soltanto un signore. Chi è? Un signore che mentre finito di cantare ci guardava un po' così, no? Poi ci ha guardato un po' e ci ha detto il dialetto mi sembrava milanese. Ha detto uè, cugini de campus. Io ho fatto qualche bambino, non lo so. Mica, non è che stasera cantiamo in playback, no? Ma cosa vuol dire playback? Ah, significa che voi fate finta di cantare, che voi muovete la bocca e intanto girano i dischi. Adesso ho cambiato le parole, non tanto per questo signore che non vedo più in circolazione, sicuramente è embriaco come una cocuzza qua dietro, però ha cambiato le parole per dimostrare al sentire pubblico che i cugini di Campania non tradiscono mai facendo girare un disco, non sarebbe buono, perciò grazie. Perciò adesso la cantiamo, però non dire Viti. Ok, Ho detto Viti, non lo deve dire, No, non dire Viti, giura, prometto. prometti. L'avrei voluta di oro sei. Oro sei, ma dai! Vogliamo cantare sì o no? Dai! Per insegnarle che pecchiare insieme non è punito se si vuole bene. Che non ha capito lei. Sulle mani tutti! Amore, 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 amore mia. Un'altra donna ha preso il posto tuo. Amore, amore, amore mia. Vorrei ci fossi tu nel letto suo. Avrei voluto che primasse solo il pensiero del Signore. Come fanno gli altri, l'avrei scusata prima o poi, perché non tengo a credere al sospetto d'averla amata senza darle affetto. Perché non ha capito lei. Amore, 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 amore mia. Un'altra donna ha preso il posto tuo. Amore, 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 amore mia. Vorrei ci fossi tu nel letto suo. È qualche anno che ogni volta che qualcuno accende la televisione, chi appaiono? I cugini di Campania. Molti sanno il perché, chi non lo sa glielo dico adesso io. È che nel 2020 un gruppo romano, giovanissimi romani, vincono Sanremo. Chi sono? I Maneskin.
vincono Sanremo, noi tutti contenti perché è un gruppo romano che vince Sanremo, noi siamo felicissimi. E infatti abbiamo sempre fatto il tifo per loro, fino a che un giorno invece vanno a cantare con i Rolling Stones e come si vestono? Si vestono come i cugini di campagna. Noi anche lì siamo rimasti contenti, meno che Striscia la notizia. Staffelli telefona e fa venire Damiano a Milano e lo accusa, dice: ma scusa, ma per quale motivo vi siete vestiti come i cugini di campagna? Ma noi i cugini di campagna li abbiamo sempre amati, noi abbiamo iniziato a suonare imitando le loro canzoni, siamo molto felici, per noi sono degli dei. E poi siccome l'abbiamo fatto anche perché essendo loro morti, i mortacci come essendo morti? Allora telefono subito a Striscia, faccio: sta bene, ma lo passi un attimino, aspetta, molto lo passi, e c'è qualcuno che ti vuole al telefono. Damiano, me lo passano. Damiano, ma che cazzo dici? Che siamo morti? Oddio, ma chi sei, Ivano? Sì, sono Ivano, ti sto telefonando dall'oltretomba. Come telefonare dall'oltretomba? Sì, sono morto. Ma io non pensavo, scusami, perdonami, non so come scusarmi. Come posso farmi perdonare? Facciamo una bella cosa, lui mi dice, facciamo una cover. Voi canterete una nostra canzone e noi tanto abbiamo fatto le cover dei vostri vestiti. Io ho fatto, e noi cantiamo la nostra canzone. Sì, capisco che è difficile, lui dice a me. Io faccio bene la canzone, sono 3 accordi, le vostre canzoni sono semplici. Sì, quanto tempo mi dai allora per farla? Lui ci pensa e dice: guarda, tra 3-4 mesi ti ritelefono e vediamo se l'avete fatta. Io ho detto: sì, telefonami tra 5 minuti, poi te lo do io. Abbiamo fatto questa cover di quella canzone, è successo di tutto, un grande successo. Alla fine mi fa via i colpi, queste botte, boom. E allora è successo che ci ha telefonato Amadeus e ha detto: voi, vi spiego dopo che è successo, ma la canzone qual era? Zitti! Mi raccomando, voi adesso avete dal vivo, non c'è la televisione, perciò se non vi piacerà un applauso, se sarà di vostro gradimento. Se non sarà di vostro gradimento, mi raccomando, zitti e buoni, vai! Loro non sanno di che parlo, voi siete sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ramo sto avvenendo. Buonasera signore e signori, fuori e fuori, qui conviene toccarvi i coglioni, qui conviene stare zitti e buoni, qui la gente strana tipo spacciatore. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma che sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro, siamo fuori di testa, ma diversi da loro. E da allora è venuto Amadeus, ha detto: ragazzi, ma la gente mi vuole proprio bene. Grazie Amadeus, dimmi, ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto tanto, tanto è vero che voglio che veniate a Sanremo. Vi voglio portare a Sanremo. E io gli ho detto: Amadeus, fai una cosa, a Sanremo portaci tua sorella. Lui è rimasto così, ma perché mi dici così?
Ma è perché lo so che tu ci vuoi dare il premio alla carriera, darai il premio pure all'ospedale geriatrico dove ci ospitano, invece perciò noi non veniamo. Ma no, voglio che veniate a partecipare. Allora cambia e abbiamo partecipato, grande successo, siamo arrivati a metà classifica alla fine, dopo 4 giorni. Eravamo al 18° posto, ma poi dopo circa un mese, 2, eravamo al 6° posto nelle vendite, grazie a voi e ai vostri genitori e ai vostri nonni, pure qualche nonno c'è di mezzo. La canzone Lettera 22! Io non sono altro che un bambino che non sa contare e vorrebbe dirti che gli manchi senza le parole. Io non sono altro che un dottore che si è fatto male. Io non sono altro che un palazzo in costruzione cade. Se mi guardi con quegli occhi amore mi farai morire. Io non sono altro che una storia che non sa finire. Io non sono altro che un giardino senza neanche un fiore. Io senza di te non sono altro che la parola amore. E con questo amore tornerei a dirti che ci vuole altro per convincermi a rinchiuderti dentro un singhiozzo, altro per lasciarmi in un riflesso dentro uno specchio. E non era mai il momento giusto, e non era mai il momento giusto per parlare. Non lasciarmi solo, non lasciarmi qui, non lasciarmi solo, non lasciarmi qui. Ora che ho trovato le parole, già mi salta il petto come treni in corsa tra le nuvole, uno spazio altro come 2 uragani che distruggono, ma per dispetto credo anch'io che non puoi darmi il mondo se non guardi il mondo come lo guardo anch'io. Bravo a tutti! Non lasciarmi solo, non lasciarmi qui, non lasciarmi solo, non lasciarmi non lasciarmi solo, non lasciarmi qui, non lasciarmi solo, non lasciarmi qui. Che belli che siete! Allora adesso devo presentarvi un altro cugino. No, ho sbagliato, non è un cugino. Luisa Colli, avvocato Silvano Michetti. Grazie, buon divertimento. Vi ho portato anch'io un pensiero personalissimo, è un grazioso cuoricino e vorrei darlo a queste graziose bambine qui davanti che stanno cantando tutte le nostre canzoni. A te no! Vabbè.
Oh, che belle, attenta non Silvano è il Dio. là, eccola. Silvano, senta, posso farle una domanda un po'? Ma Va bene, va bene. non si offende tanto. Volevo dirle, ma alla sua veneranda età non prova un pizzico di vergogna? Così, come mai indossa quelle scarpette lì? Ma quali queste? Sono normalissime, dai, Mamma mia, bada via, un applauso, avvocato Silvano! È una canzone che andiamo sempre a cantare con tanta gioia perché fu un giorno che mi lasciarono all'Addiaccio, vabbè che era estate, in una località della Calabria, era Palerna, e mi lasciarono sulla sabbia perché avevamo 4 dependenze sulla sabbia, vicino all'acqua, e devo dire che quel giorno io arrivai un po' tardi e il mio appartamentino era stato occupato, anzi è da lì, dal nostro fonico. Un applauso all'ingegnere audio Carmine Pagano, eccolo lì. È lui che mi occupò, però grazie a questa trovata io scrissi una delle più belle canzoni, 2 dischi d'oro. La canzone iniziava con lo scroscio del mare e si chiamava Conchiglia, sapete tutto. Conchiglia bianca tu, che da quell'onda sei venuta giù, tu che chiudi nel tuo guscio i tuoi pensieri e non ti accorgi mai col fondo piccolo di corallo, prima o poi ti nella mia rete di cristallo, perché tu mi fai morire, perché tu mi fai sognare, perché tu soltanto tu sei sempre tu. Senza mai cadere giù, ma se il vento ti trascina nel mio nido, ti poserai le ali accanto a me. Oh, vola con me, tanto io ti aspetterò e ti ricordo.
che fa caldo, a me si freddo. Allora, vabbè che è arrivata una giornata un po' fredda, comunque non importa. Allora, a questo punto voglio dirvi, molti bambini lo sanno, che ogni 10 anni inventano un neologismo, una parola nuova. Per esempio, negli anni 90 i bambini inventarono che cosa? La prima sillaba del nome. Quando il nome era lungo, come per esempio, non so, Alessandra. Come chiamavano i ragazzini Alessandra? Oggi come la chiamano? Ada. Perciò canteremo questa canzone con 3 dischi d'oro. Questa nostra canzone si chiama, dedicata a loro, Ale 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 Ale. Allora, ho il piacere adesso di presentarvi colui che rappresenta il genere dei Cugini di Campania. Abbiamo inventato questo nostro modo di cantare nel 72 e è rimasto fedele, perché molti abbiamo sempre dopo i Bee Gees, prima noi, poi arrivarono i Bee Gees con il loro modo uguale al nostro, ma non è che ci hanno imitato, per carità, però loro ci sono arrivati nel 78 con la febbre del sabato sera. Noi l'avevamo inventato, ma soprattutto perché avevamo trovato una voce incredibilmente, favolosamente estesa. Pensate, lui possiede 4 ottave e mezzo di voce, quasi 5. Io ve lo presento, ma prima voglio farvi capire la sua estensione vocale, quanto è potente. Possiamo farvi ascoltare quando lui vinse in Cina, pensate, in Cina, con una bambina così,
piccolina così, aveva lei degli acuti uguali ai suoi, però lui ha vinto perché aveva anche i bassi, essendo un maschietto. Lui vinse contro Chuan Chi, lei si chiamava Chuan Chi. Che vuoi fare? Dai, Tiziano, dai un accordo, vai. E questa è stata la fortuna dei Cugini di Campania, perciò vorremmo accoglierlo, proveniente da Roccapriola ai Castelli Romani. Ho il piacere di presentarvi Nick Luciani. Buonasera a tutti. Grazie per questa bellissima accoglienza. Comunque dobbiamo ringraziare ancora una volta il grande capo Ivano Michetti, che ce la sta mettendo tutta dopo quella brutta esperienza. Un applauso ancora al grande capo, dai, più forte. E come mi solito fare, anch'io ho portato qualcosa da regalare. Questo è un microfono con cui ho fatto molte prove, c'è anche il nostro marchio Cugini di Campania, però questa sera ho deciso di regalarlo a uno di voi, il primo che alza la mano. E qua tutti alzano la mano. E facciamo una cosa, perché sennò rischiamo di rompere la testa a qualcuno, non va bene, Io proporrei di fare un'altra cosa ai cugini, proporrei di fare un giochino. Accenerò 2 paroline di nostro pezzo, il primo che indovinerà il titolo darò il microfono. Bisogna guadagnare. È una parola. Però aspetta, io ti do un accordo, mi permetta, caro amico Nick, io ti do un accordo, tu canti queste 2 e chi indovina, se ho ben capito, vince il microfono, è vero? Yes. Vediamo un po'. Cuore di castagna al fuoco. Fermo. Ma perché quella bambina col cappuccio ha alzato la mano? Perché quella bambina ha alzato la mano? Ma che ne sa? Lo sa la mamma. Gliel'aveva suggerito. Falla salire, Vieni. dai, aiutate. Guarda, se vince la bambina, guarda stavolta. Se vince la bambina si scende il caporetto. Dai. Ha alzato la manina, ha fatto io lo so. Ma chissà, no, io forse penso che forse è la mamma che lo sa. Dai, sali con la mamma, sei da sola è un po' un problema. Sicuramente, dai. Un applauso a questa meravigliosa bambina, vieni qua. Oh, vieni, fai giro, vieni. Dopo uscirai di là. Oh, vieni qua. Vieni dal zio Ivano, dal zio da nonno. Senti, allora, innanzitutto tu mi devi dire come ti chiami tu? C'è stato un momento che Ivano proprio ha staccato il microfono. Sì, perché lei si chiama Rachele, è vero? Noi le diciamo Ha detto sì. Com'è il titolo? Allora adesso il momento importante. Silenzio! Rachele ha detto il titolo. Dai. Miracolosamente. Ah, l'ho detto! Un applauso a Rachele! Hai vinto il microfono! Eccolo. Guarda che bello! Come si dice? Grazie. Oh, che bello, è bellissimo! Grazie, siamo bravissimi, hai detto. Ciao Rachele, ciao, un bacino. Ma dai, ha tirato un bacio, hai capito? Che meraviglia, ragazzi. Allora, questa canzone che ho scrissi per mio figlio perché stava nascendo e mi ricordo la strofa che fece scalpore fu quando io scrissi: cos'è successo al tuo cappotto? Ma non vedi come si è ristretto? Tu quel bottone te lo perderai. Mio Dio, che stupido, perdonami averti qui e non accorgermi.
che sta crescendo in grembo a te, un fiore. Era mio figlio Paolo! Odore di castagna a fuoco, se tu ne hai voglia te ne prendo un po'. L'uomo cambia un vecchio amico, se non lo pago non direi più. Se viene ucciso quei gradini là, sulla chiesa come un anno fa, ricordi facevamo già. Successo al tuo peccato, perché sorridi cosa bene tu mai. Vedi come si è ristretto, con quel bottone te lo prendi. Io che stupido, perdonami, avevi dire non accorgermi che sta crescendo in grembo te. Stanotte via e poi se vuoi meravigliosamente mia sarai, le braccia e fuori saprò meritarti. Stanotte via e poi lo sai, meravigliosamente mi darai la vita che dona. Immagina la nostra casa con due animatori e una illusione. Intanto tu farai la spesa e costruiremo quello. Certo che abbiamo tanta fantasia, la realtà ci aspetta a casa tua. Speriamo che tuo padre ci stanotte via e poi se vuoi meravigliosamente mia sarai, le braccia e fuori saprò meritarti. Stanotte via e poi lo sai, meravigliosamente mi darai la vita che dona. Il tuo corpo irà a me. Allora, succede che non scriviamo soltanto canzoni per dei momenti, per delle storie belle, luminose, beate, ma anche per quella che fu una vera e propria disgrazia. Siamo nell'altra isola, anzi no, siamo proprio qua. Se non sbaglio, siamo proprio qua nella Sardegna del 1974-75, non ricordo. Siamo in provincia di Sassari, qua vicino se non sbaglio, e succede un evento tristissimo. Una ragazza viene a mancare per una malattia, ma quello che ancora fece più notizia fu il suicidio del fidanzatino. Ettore senza Iole non poteva vivere. Noi ci scrivemmo una canzone che arrivò prima in classifica e che fu, come dire, omaggiata dalla mamma di Iole con una lettera meravigliosa che ci scrisse personalmente proprio a noi, e ancora oggi abbiamo conservata questa bellissima lettera nel nostro archivio a Fiano Romano. La leggiamo ogni tanto e recitava più o meno così: cari cugini, grazie per la vostra opera d'arte, e ricordate sempre che gli angeli di Ettore e di mia figlia Iole saranno sempre con voi finché
sarete sulle tavole di un palcoscenico. Siccome ci crediamo, e stasera stanno qua questi due ragazzi sardi, noi gliela dedichiamo, ma vogliamo dedicare tutta questa canzone a tutti quei ragazzi che purtroppo hanno perso la vita in quello che ancora oggi sta succedendo nella striscia di Gaza, che con la storia dell'Iran sta un pochino passando sotto traccia. Io ho visto una bandiera là, non ce lo scordiamo, ed è per loro la nostra preghiera. In alto le luci al ritornello. Allora, vabbè, è sempre una parentesi un po' seriosa che ci sta sempre bene, un momento di riflessione fa sempre bene. Allora, vedo uno di noi quattro, adesso vi dico perché dico così, che sta prendendo qualcosa da donare magari a qualcuno. Dico così perché lo devo ancora presentare, ufficialmente non lo abbiamo ancora presentato, però siccome siamo quattro, tre già li abbiamo nominati, è il momento di presentare colui che porta avanti il gruppo da più di mamma mia, da più di mezzo secolo a questa parte. Che meraviglia! Signore e signori, un grande, immenso applauso a nonno Ivano Michetti! Nonno Ivano Michetti, a noi fa rabbia lui, a noi accendetemi un po' le luci verso il pubblico, anche perché io non lo capisco, lui pensa che dicendomi nonno
io mi arrabbio, invece non lo sa che io godo, perché la cosa più bella del mondo è essere nonno. Voglio vedere nonno o nonna, chiaramente. Io c'ho un nipotino che mi fa, il figlio di meravigliosamente, cioè Paolo, ultimamente sono 3-4 anni che mi ha dato un nipotino, cioè ho un figlio e un nipotino. Il nipotino ormai parla, allora ogni volta io sto per arrivare a Roma con l'aereo, con la macchina, dico a loro, mi raccomando, fai affacciare Leo, si chiama il bambino. Allora Leo si affaccia e fa no, come gli arrivo là sotto, no, con quelle braccette, dico, no, bello di nonno, che c'è? Che mi hai portato? Sono tutti uguali i nipotini, è la cosa più bella del mondo. Allora io adesso ho pensato, siccome dei bambini mi hanno chiesto le musiche di Anima Mia, oggi i bambini suonano gli strumenti, cantano, è una cosa meravigliosa. Allora ho pensato di dare a un bambino, da qualche bambino, eccoli là i bambini, vieni, 2 o 3 bambini, guarda un po', perché gli voglio dare appunto questa musica di Anima Mia. Venite, guarda che belli e bravi. Venite qui. Eccoli. Allora, voi, tu come li chiami? Aspetta che prendo il microfono, perché qui è delicata, la questione qui è molto delicata. Eccolo qua. Allora, tu ti chiami? Adele. Di dove sei? Di qua. E qui come si chiama? Vitti. Oh, tu come ti chiami? Alessandra. Di dove sei? Di qua. Francesca. Tu pure sei di qua, non sei di Vitti, no, sei di qua, giusto. E poi ci sono quella da dietro, va bene, poi vedremo. Allora, senti, questo vedi, c'è la musica e ci sono delle foto di ognuno di noi con l'autografo. Tu che cosa sai suonare? Questa musica, cosa sai suonare? Niente. Ma io pensavo che vediamo, vieni tu. Tu invece che cosa sai suonare? Niente. Scommetto che tu sai suonare? Niente. Ma è uno strumento, niente. La piccolina, vieni, come ti chiami? Vieni più vicino. Come ti chiami tu? Elma, di dove sei? Di Bit. Oh, vedi questa. Senti, Elma, ma tu che cosa sai suonare? Il campanello di casa. Senti, Elma, chi c'è, papà o mamma qui? C'è papà o mamma qui o nonno? Qualcuno? Chi è? Dimmi uno che sta qui, parente tuo, chi è? Mamma. Dov'è mamma? È là. Alza la mano, mamma. Dove stai? Non alza la mano. Ah, eccola lì. Senti, ti puoi otturare le orecchie alla piccolina, che devo dire una cosa a mamma. No, tappati le orecchie. Oh, devo dire una cosa a mamma. Mamma, ma che mi sta per culo? Un applauso, Elma, tieni, tu hai vinto la musica e guarda, DJ, guarda che vi dà. No, bellissimo. E adesso canteremo invece la canzone che secondo me, qualcuno quando mi intervistano mi dicono sempre, ma secondo te la più bella che tu hai scritto delle 200 canzoni, io la più bella che ho scritto
io lo so che quando mi chiedono questa cosa loro sperano che io dica anima mia, invece non è anima mia, per me sì, l'ho scritta io, però quella che secondo me è la più bella l'ho scritta subito dopo anima mia e ha avuto un grande successo, ma mai come quello di anima mia. Qual è? Quella che ho scritto solo per le ragazze, ma soltanto ragazze innamorate, infatti si chiama Innamorata. Soltanto strano di non saper baciare, amore volare, quando ti vergognare di quel nostro incontro, vedi con le mani il corpo sottile come un cielo, innamorata, e sempre ti scaldavo piano, i piedi con la mano e ti coprivo. Ti tenevo tra le braccia, un fiume mi scorreva tra le mani, ti ho fatto come tu. Che bella ricompensa che mi dai, ti tenevo tra le braccia, ora intorno a me non sento più il calore, quando il tuo corpo è l'unico signore, magari conoscenza, un altro uomo capirà che un giorno tu di me sei stata innamorata. Ti tenevo tra le braccia, un fiume mi scorreva tra le mani, ti ho fatto come tu volevi, che bella ricompensa che mi dai, ti tenevo tra le braccia. Grazie, 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 Ci hanno chiesto le canto veramente tutte, però c'è una cosa che sono venute, cioè è veramente una signora che ha mandato suo nipotino, ha detto io sono arrivato tardi e allora non ho sentito l'anima mia, e no, e allora voglio ascoltarla, per favore me la potreste ricantare? Io ho detto ma scusa, c'è tutto un pubblico, e che faccio, ricanto l'anima mia? Non mi sembra buono per il pubblico, almeno che il pubblico mi dica voglio anch'io ascoltare anima mia. E lo vedi, e allora lasciamo, allora
facciamo una cosa, prepariamoci all'Italia. Però vorrei dire una cosa, chi vuole, quante di voi e quanti di voi facendosi la doccia canticchiano o fischiettano anima mia? Allora abbiamo pensato a una cosa, le prime 3 persone che salgono sul palco e canteranno con noi anima mia, noi accompagniamo con le chitarre anima mia. Le prime 3 persone, uomini, donne, chi vuole 3, le prime 3, dove stanno? Gli altri, eccoli lì, una sta arrivando, 2, ne manca un altro, corri, 1 e 2, chi è che vuole venire ancora? Eccole là, 1, 2, vieni, sono 2, ne manca uno. Ne manca uno. Ne manca uno, dai. Vieni qua. Uno, dai. Allora, facciamo così. Oh, bravo. Tu ti chiami? Zaira. Zanira. No, perché io... Una mi ha rubato una casa a Roma, si chiama Zanira. E io cantavo a lei e dicevo, cara Zanira, dacci. No, vabbè. Tu invece ti chiami? Ina, beh, il nome è bello caldo questo nome, però chi è la terza? Dai! Vabbè, ma io vado. E che dirmi? Io ti farei fare la terza donna. No, ti faccio cantare le strofe. Allora, tu canti con la speranza che salga il terzo elemento. Aprite lì, fate entrare un po' le ragazze che vogliono cantare. Allora ragazzi, dai, è un'opportunità più unica che rara. Deve salire la terza. Cara, intanto io parlo con la prima. Vieni. La È prima arrivata, e che ha qua? canterà. Andava a piedi nudi per esame, vedi come ne va? Tutta la strofa. Bravo. Finito di cantare, tu esci. Poi, bravo. Poi entrerà lei che canta la seconda strofa. Nel cuore aveva un volo di gabbiani. La conosci, no? Troppo. Vabbè, ce l'hai il cellulare così leggi bene nel testo, no? Capito? Lo conosci? E allora va bene, dai, se lo conosci. E vai. Appunto! Poi aspetta, no, vieni qua. Tu sei la terza, però canterai nel cuore aveva un... no. La notte lei dormiva sul mio petto e tu invece nel cuore andava a finire. Tutta la strofa, man mano che cantate la vostra strofa, finita di cantare, uscite. Sei suonata? Che cazzo sei salita a fare? Ti diamo una mano anche noi, dai. Va bene? Va bene? Ok. Allora, adesso mi fate la luce verso il pubblico, perché adesso devo parlare con voi. Aspetta. Poi pubblico, quando loro non ci saranno più, noi cambieremo il ritmo alla canzone e diventerà un'anima mia mix. Voi dovrete fare come fecero Amici da Maria De Filippi. Facciamo una prova. Aia mia! Più forte. Rifacciamo. Luce. Chi è che mi passa la luce? Io sono accecato. Bravi. Aia mia! No, voi. No, mamma mia. Voi cantate. Basta. Loro vanno. Aia mia! Bravissimo. Però pure tu che c'hai qui davanti a me, tu, io ti vedo che c'hai le mani in tasca, sorridi e non fai manco sorridi. Come li chiami? Pino.
Pino, anche tu devi fare anzi facciamo un'altra volta anche per Pino. Pino, pronto? Come ti chiami? Pio? Come il pulcino? Ma mi morta. Dai Pio. Allora Pio è un'altra cosa, vabbè. Pronti? Pio, mi raccomando, facciamo una prova. Aia via! P, no, mi fai è un'altra cosa, è brutto, no, Pio, dobbiamo fare apposta, fai apposta con zio Ivano, e mi pare con le mani aperte. Pronti? Rifacciamo. Aia via! No, così è Pio, così è peggio, lo sai che vuol dire così qui? Caro Pio, vuol dire aspetta, che mo arrivo, è bruttissimo, è orribile. Dai, vi prego, dategli una mano voi che state vicino, devi aprire le mani e fare Pio, pronto? Aia via! Bravo! Mi raccomando, voi tutti forti, voi che Dio sa mandi in buona. È la prima volta che cantiamo in 7 cugini di campagna, mentre loro sono, aspetta, li chiameremo, no, voi, no, noi siamo i cugini di campagna, voi invece siete, no, è stata zitta, mannaggia, muta, sì, muta, sì, zitta, però la cugina si chiama Fride. Fradile de Campù. Fradile de Campù. Eccole qua. Dai, mi raccomando, allora, tu quella. Che Dio ci avanti in buono. Sì, dopo ci saranno anche due. Oh, allora. Mamma mia, che succede? Non lo so. Pronti? Possiamo partire? Aspetta, ti do questo. Partite tutte quando ve lo dico io, ok? Mi vide come un'ombra, mi seguì, col viso in alto di chi il mondo sfida, le tiene ai piedi un uomo con un sì, gli occhi aveva un volo di gabbiani, ma un corpo
cercarmi, che fine ha fatto per chi sta con lei. Non pensarmi, si sente ancora freddo nella notte, si è asciolto i suoi capelli. Adesso tutte con le mani sopra così, proviamo a cantare. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Proviamo a ballare, mentre balliamo. Via! Via! Anima mia, Di più! Via! Più forte! La specie dovessi odiare queste mura. Allora Nick, dopo pieghi nudi nella strada, voi mi dentro dell'ombra, mi senti non ti sento! Ti aspetto! Allora si odiare queste mura! soltanto noi, ti ne fatto morire presto. Via! Senti ancora freddo, Via!
Felicissimi di aver partecipato a questa serata. Devo dire che aspettavamo molto sole, ma qui c'è stato il gelo, però non fa nulla, avete portato un po' di calore anche a voi, perciò grazie, mille volte grazie di esistere, ma soprattutto grazie Sardegna di averci sempre amato e voluto bene. Mille volte grazie di esistere! Sa contare e vorrebbe dirti che gli manchi senza le parole. Io non sono altro che un dottore che si è fatto male. Io non sono altro che un palazzo in costruzione cade. Se mi guardi con quegli occhi amore mi farai morire. Io non sono altro che una storia che non sa finire. Io non sono altro che un giardino senza neanche un fiore. Io senza di te non sono altro che la parola amore. Che grande emozione. E con questo amore tornerai a dirti che ci vuole altro per convincermi a Vai, ditti che tra poco cominciamo a ballare un po', altro per lasciarmi non Chi batte le mani, fateci sentire le mani a tempo, dai! era mai il momento giusto. E non era mai il momento Bene. giusto per Così, vai, dai!